Buongiorno. Desidero porgere a tutti i presenti il mio più cordiale saluto e scusarmi anche con voi di non essere presente questa mattina alla conferenza stampa di presentazione dei concerti della Domenica dei Solisti Veneti. Vi sto parlando dal Teatro della Monnie di Bruxelles, dove sto dirigendo in questi giorni la Giovanna d'Arco di Giuseppe Verdi. E purtroppo questo impegno mi impedisce di essere con voi questa mattina, come avrei desiderato. Ci tenevo però a farvi arrivare il mio saluto in questa occasione così importante, perché i concerti della domenica, molto amati dalla città di Padova e pensati e voluti dal maestro Claudio Scimone, sono uno dei momenti fondamentali dell'attività dei solisti veneti. Quest'anno in maniera ancora più particolare, perché ci prepariamo al 60° anniversario della fondazione dei Solisti Veneti e questa ricorrenza assume per tutti noi un valore profondo che, in un certo qual modo, trascende completamente il senso della mera notazione anagrafica. Il programma di quest'anno, preparato insieme con il nostro direttore artistico Clementino Scimone, vuole essere uno sguardo sul futuro, inteso nel senso più ampio del termine. Uno sguardo sul futuro dedicato innanzitutto ai giovani, che rappresentano per tutti noi il nostro vero domani. Ecco allora il primo concerto nel quale i solisti veneti si ritroveranno a fianco dei Pollicini in una festosa collaborazione che ancora una volta suggella un momento di ideale continuità tra musicisti, tra i formidabili strumentisti dei solisti veneti e i giovani entusiasti dell'Orchestra Giovanile Patavina. Ai giovani è dedicato anche il secondo concerto, Sulle ali del futuro, come si diceva, che avrà come protagonisti i talenti vincitori di borse di studio dell'Accademia dei Solisti Veneti. Accademia che vogliamo non solo ben conservare nei prossimi anni, ma anzi ancora più sviluppare in un indispensabile lavoro di preparazione delle giovani generazioni al grande repertorio musicale veneto ed europeo. Ai più piccoli, ed ai più grandi anche, verrà infine dedicato il quarto concerto, con un programma caratteristico di Claudio Scimone, pensato veramente per i più giovani, il Carnevale degli animali di Saint-Saëns e la favola musicale Pierino e il lupo di Prokofiev, impreziosita dalla presenza come voce recitante del nostro grande Beppi De Marzi. Naturalmente l'occasione storica di questo ciclo di concerti è la celebrazione del 60° anniversario dei Solisti Veneti e qui abbiamo voluto, con Clementina, operare una scelta strategica significativa, scegliendo due brani fondamentali del più importante repertorio per archi, la Serenata di Tchaikovsky e la Metamorfosi di Richard Strauss per 23 archi solisti. Entrambi i brani facevano già parte del repertorio immenso diretto da Claudio e ci è sembrata questa l'occasione giusta per mettere ancora una volta in evidenza la straordinaria qualità musicale che caratterizza i musicisti che formano i solisti veneti. Sono due brani difficili, due brani di grandissima intensità, due brani di infinita idealità. Ancora una volta sulle ali del futuro. Una parola ancora per ricordare il concerto di Shlomo Mintz, che viene ad arricchire il novero illustre di grandi solisti che hanno partecipato all'attività dei solisti veneti e, sempre proiettato verso il futuro, il concerto dedicato alle celebrazioni del 2020, anno che si presenta assai ricco di occasioni importanti. Dal nostro amatissimo e fondamentale Giuseppe Tartini, di cui ricorrerà il 250° della morte, e qui non occorre aggiungere altro perché Tartini è per noi uno dei compositori che definire fondamentali nella nostra storia è assolutamente riduttivo e che ci prepariamo a ricordare degnamente anche in collaborazione con l'amico Sergio Durante e con l'associazione Tartini 2020. Poi l'immenso Beethoven, il prezioso Mercadante, Lear e Beriot. Una nota particolare su una ricorrenza che i solisti veneti hanno voluto ricordare, quello del centenario della nascita di Bruno Maderna, chioggiotto di nascita e musicista europeo nel senso più profondo del termine. Direttore d'orchestra, compositore fondamentale nel tormentato percorso della musica novecentesca, uomo di cultura, idealista, presenza fondamentale della tradizione veneta. Di Bruno Maderna verrà eseguito il primo movimento del quartetto per archi. Permettetemi infine di salutare le persone che con dedizione ed entusiasmo stanno continuando la storia dei solisti veneti. Clementina Scimone,
il nostro presidente Vittorio Dalleore, l'amministratore delegato Ambrogio Fassina, i consiglieri Antonio Cortellazzo e Antonia von Gebsattel, i nostri soci fondatori, i professori Francesco Cavalla e Nino Olivetti Rason, oltre che il maestro Adalberto Zanella e la nostra Barbara Codogno, che sono l'anima operativa dei Solisti Veneti. A tutti voi un cordialissimo saluto da Bruxelles e dalla Giovanna d'Arco e un arrivederci presto a Padova.